La grande lirica si fonde con le giovani voci dei partecipanti al masterclass di Katia Ricciarelli. Venerdì 15 e sabato 16 giugno a Montagnana si sono svolte le 2 serate conclusive dell'International Masterclass, con il grande spettacolo dell'opera in piazza e la consegna delle borse di studio ai giovani più meritevoli. Il numeroso pubblico ha potuto apprezzare l'opera Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, con la regia di Katia Ricciarelli, a cui hanno partecipato alcuni degli allievi dell'Accademia Lirica che porta il nome del grande soprano, accompagnati dall'Orchestra Giovanile delle Città Murate San Marco, dall'Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici e dal Coro Lirico Opera House. Un evento che spinge Montagnana a farsi conoscere sempre di più, anche oltre i confini regionali. Abbiamo avuto una grande artista montagnana ospite in questa settimana che ha calpestato la nostra piazza, che ha frequentato i nostri negozi. Ma in modo particolare è importante la collaborazione che ha avuto con l'Educandato San Benedetto, con tutto lo staff, con la collaborazione che ha permesso appunto di realizzare questo master a Montagnana. Questo è un momento importante per l'ospitalità che abbiamo dato a questa grande artista, ma anche un grande momento di promozione tramite lei appunto di Montagnana verso l'esterno. Una Montagnana che sicuramente ha tutte le carte in regola per poter ospitare eventi grandi come questi. Per Montagnana è sicuramente un grande momento di qualificazione culturale che vedo ben accolto dalla popolazione, infatti la piazza è gremita e questo è un buon segnale che queste iniziative vengono veramente apprezzate non solo dagli estimatori della materia ma anche dalla gente comune che si sente coinvolta nei progetti dell'amministrazione e delle istituzioni in generale. Fondamentale è stato l'apporto dell'Educandato San Benedetto, che ha messo a disposizione dei giovani allievi di Katia Ricciarelli la chiesa annessa all'Educandato per l'intera settimana. I ragazzi hanno così potuto studiare accompagnati dai maestri, che poi li hanno guidati nelle 2 serate, per prepararsi al meglio agli eventi montagnanesi. L'Educandato è lieto di aver potuto prestare i propri ambienti, la propria organizzazione per ospitare l'artista Katia Ricciarelli e i giovani lirici dell'International Masterclass. All'interno di quella che è un'attenzione particolare che l'Educandato dedica all'ambito musicale, questa occasione costituisce per noi una grande opportunità per vedere come un artista del calibro di Katia Ricciarelli mette a disposizione tutta la propria esperienza e la propria umanità per cercare di far esprimere al meglio dai giovani che sta seguendo le loro doti liriche, doti musicali. Ho visto in Katia Ricciarelli una grandissima persona, ecco, in questo, che sa dedicarsi con passione proprio affinché questi giovani riescano al meglio. Abbiamo iniziato questo masterclass con la signora Katia Ricciarelli circa una settimana fa. Abbiamo avuto una settimana molto intensa nella quale abbiamo lavorato tutti insieme in maniera ininterrotta fino ad arrivare a quest'oggi in cui abbiamo eseguito quello che abbiamo studiato durante questa settimana. Katia Ricciarelli, anche dopo aver abbandonato le scene, è sempre pronta a trasmettere la sua grande passione per la lirica a chiunque abbia voglia di impegnarsi e si circonda sempre di collaboratori di alto livello. Oltre all'ottimo livello dei ragazzi, siamo anche soddisfatti pienamente dell'accoglienza che ci hanno riservato qui a Montagnana. Nel convitto si sta benissimo, siamo coccolati, il posto dove teniamo il corso è splendido. Spero che tutto vada bene, anzi no, spero, ne sono sicura, perché ci sono tutte diciamo, i presupposti per fare una bella cosa e che questo sia l'inizio di una lunghissima collaborazione. Siamo andati quasi direttamente in scena e sono stati tutti molto reattivi. L'orchestra in modo particolare con il coro, oltre che i solisti che comunque avevano lavorato con me durante questi giorni, e quindi diciamo che da loro mi aspettavo quello che hanno fatto. Quando ci sono le professionalità giuste, quando c'è la classe da parte di chi sta lavorando, c'è l'impegno, la dedizione, l'abnegazione, i risultati sono questi. Tra i giovani partecipanti ci sono artisti già affermati e ragazzi alla prima esperienza, tutti d'accordo però sulle grandi emozioni che hanno provato durante lo spettacolo e per l'organizzazione del masterclass.
Inoltre questo master ci ha dato la possibilità, oltre che di perfezionarci ulteriormente, anche di interagire con tantissimi cantanti in modo da captare nel migliore dei modi appunto come si può riuscire in questo lavoro molto difficile, e quindi è stato bello anche per questo motivo. Salire sul palco vuol dire coronare un pochino, concludere questo lavoro e tirare le file di tutto il sudore versato per poter arrivare a questa serata. Sicuramente è stata una bellissima esperienza. Poi in questa stupenda piazza qui a Montagnana, su un palco di queste dimensioni, insomma è stata proprio un'esperienza emozionante. Lavorare con persone che hanno esperienza in più di te ti fa provare una sensazione unica, perché ti misuri, vedi il loro grado di preparazione, capisci anche quali sono le potenzialità degli altri, quali sono quelle tue, quanto studio ancora ci vuole per perfezionarsi e per arrivare a mete sempre più gloriose. E poi insomma ci vuole il sostegno morale della famiglia, ed è una cosa importantissima, e anche il sostegno economico della famiglia, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Quindi noi giovani talenti così possiamo crescere e andare avanti. Durante la serata di sabato 16 luglio sono state consegnate le borse di studio agli studenti, finanziate dai partner del territorio, che si sono distinti durante questo percorso artistico. Roberto Lenoci, Carlo Rotunno, Davis Fugolo, Giovanni Coletta, Filomena Fittipaldi. Noi all'interno di questa manifestazione abbiamo deciso di dare delle borse di studio agli studenti che si sono dimostrati capaci, e a tutti gli effetti questa è anche la nostra finalità come fondazione, di cercare di stimolare, di aiutare i giovani. Questa sera è una magnifica serata e soprattutto io come consorzio devo ringraziare l'Educandato che sa promuovere delle manifestazioni così importanti. Noi abbiamo fatto centro proprio perché il prosciutto veneto è un modo per farlo conoscere, un modo che sostenerlo bisogna sotto ogni punto di vista. Allora queste manifestazioni sono manifestazioni che esalta molto anche le qualità del nostro prodotto, che è un prodotto di eccellenza, con una produzione proprio soprattutto nel nostro territorio, con stabilimenti datati il primo del 1890, rendono una qualità costante del prodotto che è apprezzata da tutti i migliori gastronomi italiani. Ringrazio tantissimo per la sensibilità e la generosità che gli sponsor hanno dimostrato questa sera, ma che dimostrano anche nel sostenere molte altre attività musicali dell'Educandato San Benedetto. Li ringrazio e li cito volentieri: Banca Credi Veneto di Montagnana, Consorzio Prosciutti Berico Euganeo, Fondazione Sandro Lucco di Montagnana e SESA Servizi per l'Ambiente di Este. Cantare vuol dire però essere sempre pronti a partire. E naturalmente ci si abitua, poi sono scelte che facciamo noi di vita. La valigia è sempre pronta per la prossima opera. Un in bocca al lupo non solo per le borse di studio di domani, ma per il lavoro di tutta una vita, insomma, che è la realizzazione di un sogno che abbiamo in comune e che speriamo ci porti a incontrarci di nuovo su altri palcoscenici e in altre piazze. Pianura News e tutti i montagnanesi non possono che augurare a questi giovani artisti di percorrere con successo la strada intrapresa, una strada di certo lunga e piena di ostacoli, ma che, grazie alla formazione ricevuta in questo master, ora potranno affrontare con più forza e serenità.